Buongiorno amici di Mattoscacco e benvenuti in questa nuova puntata del Non migliori perché andrò a cercare tra i miei amici su chess.com alcuni account e cercherò di dare i miei personali consigli per migliorare. Ovviamente andrò a cercare account che hanno un punteggio elo inferiore al mio per cercare di dare quella che è la mia esperienza e magari questo video non solo potrà essere utile al proprietario dell'account ma anche ad altri utenti. Intanto vi volevo ricordare delle cose importantissime. Numero 1, che la settimana del 16 e del 17 di questo mese, quindi fra due weekend, ci sarà il torneo online a tempo lungo di Mattoscacco, quindi lascerò il link qui sotto per chi vuole iscriversi, è un'esperienza importante, ci saranno coppe che verranno vinte, premi che verranno spediti a casa, quindi tanta roba e una possibilità di fare un'esperienza molto ma molto importante. 2, che stiamo continuando i nostri test sul nostro software di anti-cheating per barare online. E 3 niente. Ok? Quindi io direi che possiamo partire. Oggi ho preso in esame l'account di Vitoso di Milano, iscritto dal sito dal 2018 e andiamo a vedere un pochettino le sue partite. Allora, da quello che io vedo dalle sue partite è che lui gioca tantissimo contro i bot, cioè contro il computer, poi fa ogni tanto qualche partita contro un giocatore dal vivo, a tempo rapido, che è ottimo, e poi quando vedete il sole vuol dire che sono partite giornaliere. Allora, io odio le partite giornaliere, cioè non ce la faccio, però se uno ha la pazienza sono secondo me forse il miglior metodo per migliorare, perché grazie alle partite giornaliere noi possiamo fare una mossa al giorno, cioè io faccio una mossa e aspetto un giorno, 2 giorni, 3 giorni prima di fare l'altra mossa, quindi questo è ottimo per chi ha poco tempo, però quella mossa che vuole fare vuole dedicarci la massima concentrazione, quindi ci sto magari anche 5-10 minuti solo su una mossa e poi invio la mossa e aspetto altri 2-3 giorni che mi risponde il mio avversario, però così facendo magari una partita dura 6-7 mesi ed è una cosa che per carattere proprio non riesco, però ammiro tantissimo chi riesce a farlo. Allora io direi andiamo a vedere qualche partita fatta sia contro i bot che contro le partite giornaliere e andiamo a vedere. Allora, l'account del nostro amico Vitoso si aggira sui 1049, 1000, 1200 è arrivato anche, dipende dalla modalità, comunque 1000, 1100, 1200. Vediamo un po' lo stile di gioco. Partirei dal vedere queste due partite perse e ovviamente anche, andremo a vedere anche qualche partita vinta, perché anche dalle partite vinte si può sempre trovare qualcosa di importante. Allora, rivediamo dall'inizio questa partita, la vediamo senza motori, quindi ci facciamo ragionamenti così proprio scacchistici tra di noi e dopodiché se avremo bisogno del motore lo andremo ad attivare. Questa è una partita contro un bot, Urco, un bot da 2000 punti, forse un po' troppo rispetto diciamo al proprio stile, al proprio punteggio, ecco anche qui cercate sempre di sfidare avversari del vostro stesso livello e la cosa bella di giocare contro un bot è che praticamente non ci sono limiti di tempo e questo è ottimo per chi vuole divertirsi a giocare a scacchi senza l'ansia del tempo. Allora andiamo a vedere, tra l'altro anche col nero ha giocato il nostro amico che gioca una difesa siciliana, cavallo C6, a proposito di cavallo C6 ragazzi, il 15, attorno al 15, quindi attorno a metà mese, iniziamo sulla nostra accademia di Mattoscacco degli incontri serali tutti i martedì sera. Faremo degli incontri su come giocare la siciliana e vedremo questa difesa particolare, questo impianto con C5, cavallo C6. Gli incontri sono compresi nel prezzo dell'abbonamento, quindi con 29 euro al mese, oltre ad avere 200 miliardi di lezioni, avere un tutor di supporto, avere incontri del giovedì sera, si uniranno anche quelli del martedì sera, quindi ragazzi anche qui sotto metto il link per iscriversi all'Accademia di Mattoscacco perché secondo me c'è un'opportunità più unica che rara. C3 si va a fare quella che è la ala pin, la variante tosta, e 5 alfiere C4, H6, ecco, secondo me, ora non conosco molto questa variante, però quello che posso dire così è che H6 è un po' una perdita di tempo. Allora, se voi andate a vedere le partite dei giocatori forti, quindi da 1900, da 2000 in su,
fino ad andare ai professionisti, vedrete che quasi mai nelle prime 3-4 mosse muovono i pedoncini laterali. I pedoncini laterali sono mosse che fa un po' chi ha paura di inchiodature, chi non è sicuro bene di cosa fare, perché se io sono sicuro di cosa fare, faccio altre mosse. Qui, secondo me, non c'era motivo di giocare H6, probabilmente il nero aveva paura che dopo cavallo F6 il bianco potesse fare la solita manovra del fegatello, ma credo veramente che non ci siano gli estremi per poterlo fare, poiché per esempio, ok, voglio evitare quello, gioco magari prima alfiere 7, poi la prossima gioco cavallo 6 e poi arrocco. Mi sono sistemato senza il bisogno di fare spinte laterali. Ecco, questo è un piccolo consiglio che voglio dare. Ragazzi, toglietevi il vizio se fate queste spinterelle laterali, ma poi magari durante la partita saranno necessarie, ma non nelle prime mosse della partita. Anche tra l'altro qui di fianco c'è la barra del motore, anche il motore dà ragione. Vedete che dopo questa mossettina il vantaggio del bianco diventa ancora più importante. Cavallo A3. Mossa strana, però probabilmente esiste. Forse questo cavallo viene messo in C2 per aiutare a supportare la spinta di rottura sul centro. Cavallo F6, arrocco, A6. Ah, altra spinterella. Allora, secondo me queste spinte ci possono stare nel corso della partita, con l'idea di B5, magari alfiere B7, ottenere più spazio, ma forse l'alfiere starà meglio su questa diagonale. Però non adesso. Sono veramente perdite di tempo. Che cosa devi fare in apertura? Seguire i principi, sviluppare i pezzi e arroccare il prima possibile. E mettere i pezzi che controllano il centro. Ora, non credo che il nostro amico non conosca questi principi, li conosce molto bene, però spesso uno si perde facendo altre cose. Ragazzi, seguite i principi semplici di scacchi e il vostro gioco migliorerà tantissimo. Poi è chiaro che i principi non sono delle regole scritte, sono dei principi dove bisogna sapere quando applicarli e quando no, ma dalla mia esperienza nel 98% dei casi i principi dell'apertura vanno sempre bene. E adesso arriva donna B3. Ovviamente se il nostro amico avesse già giocato, se aveva già giocato alfiere 7 a rocco corto, non aveva nulla da temere. E adesso qui qualcosa da temere c'è, e sto anche domandandomi come si difende questo punto. L'unica cosa che mi viene in mente è donna E7, o ci sono altri modi per difendere questo punto. È vero che questo è lasciato sotto, ma dopo arriva torre 1, disastro. Quindi vediamo un po'. No, che cosa è successo? Ho sbagliato, sono andato troppo avanti. Su donna B3 il nostro amico gioca pedone B5. E secondo me qui è solo l'inizio della fine. Esatto. Allora, sì, qui si poteva giocare donna E7 perché bisognava difendere questo punto. E il nostro amico invece decide di giocare B5. Ora, non so se B5 l'ha giocata perché credeva che non c'era alcun tipo di soluzione su questo attacco, o perché semplicemente aveva visto la donna qui e B5 era un modo per prendere spazio sulla di donna e magari poi attaccare anche la donna avversaria. Ma altra cosa molto importante, altra regola che bisogna mettersi in testa prima di fare qualsiasi mossa è: prima di muovere cerco di capire il perché il mio avversario ha fatto una mossa. Ora, secondo te un avversario da 2000 punti muove a caso? È ovvio che se ha messo la regina qui uno scopo ha. Sempre. Ma anche l'avversario da 1400, 1300, 1200, 1000 punti. Ogni volta che fa una mossa, magari non è l'idea più meravigliosa del mondo, ma un'idea dietro ogni mossa c'è sempre. E l'idea è sicuramente non è dire: ah, adesso metto la regina qui, così questo viene a rompermi le scatole qui su queste, così prendo un po' di spazio. No, sicuramente il bianco non è venuto qui per farsi rompere le scatole con i pedoni, ma è venuto qui per creare una batteria su F7. Quindi chiedetevi sempre perché il mio avversario ha messo quel pezzo lì. Ovviamente qui secondo me la partita è già abbastanza irrecuperabile. Proviamo ad andare avanti velocemente. Aspetta. Scacco, era andato qui. Ok, ovviamente qui il bianco fa una roba stranissima. Qui probabilmente la mossa migliore era alfiere G6, così la regina non era più costretta a difendere questo alfiere. L'alfiere in G6 stava benissimo, era avampostato all'interno dello schieramento del nero,
E invece cosa succede? Che fa una mossa totalmente a caso, la partita si ribalta, stranissimo, però allora un giocatore reale da 2000 punti non avrebbe mai commesso questo errore, il bot ogni tanto per simulare le sviste umane fa queste robe. E infatti adesso dopo cavallo a 5 la donna perde la comunicazione e il re si prende l'alfiere. Ora, magari in una partita tra giocatori umani, anzi adesso però il bianco si può rifare qui e c'è un ottimo centro. È una partita molto squilibrata e quindi è vero che il nero ha un pezzo in più, ma è veramente una partita squilibratissima, difficile da giocare, difficile da gestire. Qui il bianco si fa fare anche il doppio, non ho mai visto una roba del genere, ragazzi, mai. Ok, beh, partita strana, che è iniziata strana ed è finita ancora più strana. Credo che non ci siano troppe cose per imparare di più. Bene, quindi ok, questa è l'altra partita persa invece contro un bot da quasi 1800 punti. Il nostro amico gioca sempre col nero. Quando tu giochi contro il bot puoi decidere se giocare col bianco, giocare col nero o lasciare che la sorte decida. Non so se il nostro amico voleva esercitarsi esattamente col nero. Cavolo, F6 è la difesa che giocano quelli bravi contro D4 perché sviluppa subito un pezzo e questo pezzo impedisce al nostro avversario di controllare totalmente il centro. E6 si va in una ninja indiana, D5, ok, difesa ortodossa, classicissima, bene. Ora, con questo tipo di struttura simmetrica, si entra in quella che viene definita struttura pedonale Carlsbad. Ragazzi, anche qui un mio consiglio, se volete migliorare a scacchi, soprattutto nel mediogioco, perché a volte uno nel mediogioco non sa che cosa fare, si perde, studiate le strutture pedonali. Le strutture pedonali vi indicano i piani di gioco, vi indicano come fare, vi indicano come collocare al meglio i vostri pezzi. Ora, se vi chiedo qui che tipo di struttura vi immaginate, sia per il bianco che per il nero, che cosa mi dite come struttura pedonale? Io mi immagino che per avere una struttura pedonale solida, sia questo pedone del nero che questo pedone qui del bianco che debbano essere in catena, perché ora sono dei pedoni lì al centro attaccabili, però se li vuoi rendere solidi devono essere in catena, così, no? Quindi è molto probabile che il bianco svilupperà questo alfiere qui o qui, che poi in futuro farà questa spinta e questa sarà la struttura che si andrà a delineare per il bianco. Per il nero invece, sempre per difendere questo pedone al centro, probabilmente verrà spinto il pedone in C6 e poi gli alfieri giocheranno, magari questo alfiere verrà messo qui o qui e questo alfiere magari verrà messo in D6 dove punterà direttamente contro il re avversario. Quindi capendo le strutture pedonali voi sapete già come collocare al meglio i vostri pezzi e sapete già anticipare anche le mosse del vostro avversario. Questo tipo di struttura pedonale che probabilmente poi magari la partita non andrà così, che probabilmente si andrà a creare prende il nome di struttura pedonale Carlsbad. A questo punto chi ha studiato bene le strutture pedonali sa che quando si viene ad incontrare questo tipo di struttura esistono dei piani di gioco tipici, tra cui il famoso attacco di minoranza e il nero ha anche lui dei piani tipici per fermare questo attacco di minoranza. Quindi bisogna veramente studiare bene le strutture pedonali. Nella Matto Scacco Academy abbiamo per esempio un corso sulle strutture pedonali, così iniziate a familiarizzare con queste strutture e migliorate anche il vostro mediogioco. Alfiere G5 da parte del bot, quindi finora in linea con quello che dicevamo, e l'idea è prima o poi di giocare anche pedone in E3, alfiere in E7, giusto, pedone E4, guardate, ecco, torniamo indietro, quindi avevamo ipotizzato che la catena solida, una struttura pedonale solida e sana era con E3, guardate dopo la spinta E4, guardate qui a fianco la barra, che brutto, la barra inizia ad andare a favore del nero, che tra l'altro adesso può giocare tranquillamente cavallo per, pedone, credo sia forse meno precisa, cavallo per, no, pedone in realtà è la mossa migliore perché in caso di cavallo dopo la cattura dell'alfiere, quindi facciamo in caso di cavallo dopo la cattura dell'alfiere cadeva di 5 credo, no? Anzi no, però ci sono gli attacchi di scoperta, forse no, gli attacchi di scoperta in realtà non ci sono perché io posso fare anche l'attacco di scoperta tipo così, scacco, ma lo scacco finisce dopo questo, quindi questo attenzione a non cadere in questi trucchi.
in questi trucchetti. Quindi dicevamo E4, D per E4 mossa migliore, ottimo. Ok, qui non so perché non si è ripreso, non si è ripreso questo pedone perché adesso c'è un attacco doppio su D4, quindi difende quel pedone. Ok, quindi c'è il nero che ha un pedone in più. Il nero ha un pedone in più, ma è un pedone in più molto avanzato, quindi un pedone difficile da difendere. Come si può difendere quel pedone da questo attacco? Mi viene in mente alfiere F5, donna E7 anche qui. Il nero gioca E3. E3 permettendo F per E3 con consolidamento del centro. Questo è chiaramente un errore. Pedoncino in più io farei veramente carte false per cercare di tenermi quel pedoncino. Qui addirittura il bianco se ne frega di questo pedone, ma adesso il nero ha la possibilità di giocare scacco intermedio, prima di togliere questo alfiere. Allora, che cosa sono le mosse intermedie? Quando il vostro avversario vi fa una minaccia, voi potete fare una minaccia più importante. Quindi la vostra minaccia più importante si chiama mossa intermedia perché prima di fare quello che il vostro avversario si aspetta, ossia quando un cavallo attacca un alfiere, e noi sappiamo che mediamente l'alfiere vale un pelino di più del cavallo, l'avversario si aspetta che noi ritiriamo l'alfiere, ma abbiamo una mossa intermedia, pedone per pedone, scacco. E qui o esci col re o ritorni indietro col cavallo, e quindi qui addirittura è anche finito l'attacco sul mio alfiere. Invece il nostro amico ritira l'alfiere. Qui il bot ha deciso che questo pedone non gli piace. Ripeto, nessun essere umano avrebbe mai giocato così sui 1800 punti. Arriva l'attacco su questo cavallo. Arriva l'altro cavallo che va a difendere l'altro cavallo. Intanto noi abbiamo sempre questa intermedia, mossa intermedia fondamentale. L'alfiere va via. Arriva questa spinta di pedone che ancora non capisco. Un ulteriore pedone di vantaggio. Torre buttata lì a caso. Ok, qui arriva un minimo di pressione, ma credo che sia facilmente depressionabile con torre C8. Mossa intermedia, finalmente scacco. Il re si nasconde dietro al pedone e ci può anche stare. Arrocco, capibilissima come scelta. E adesso attenzione che c'è sempre la pressione su questo cavallo. Va bene. E adesso a questo punto il nostro avversario decide di posizionare il suo alfiere che guarda il nostro. Ora, bisogna sempre farsi questa domanda, sempre, in ogni punto della partita, soprattutto nel medio gioco, ma a materiale come siamo messo? Chi è che c'ha pedoni in più, pezzi in più, eccetera? Qui sotto chess.com ci dà un grande suggerimento che nelle partite poi dal vivo alla scacchiera non abbiamo, lì dobbiamo proprio contare i pezzi, c'è scritto qui sotto +2. Il nero in confronto al bianco ha +2. Cosa vuol dire +2? Vuol dire che hai per esempio 2 pedoni in più, +2. Quindi noi sappiamo che una partita giocata correttamente con +2 è nel 90% dei casi vinta, soprattutto se non parliamo di partite squilibrate, ma di partite abbastanza dove il risultato è già chiaro come questo, perché il bianco c'è il re scoperto, non ha grandi iniziative, non ha nulla di particolare. A questo punto, quando siamo a +2, quello che io consiglierei sempre è, ragazzi, scambiate i pezzi. Scambiate i pezzi perché? Perché qui bisogna fare un semplice calcolo matematico. Ora, se io vi dico, se si scontrano due eserciti, uno da 100 e uno da 90, e vi chiedo secondo voi chi vince, è difficile perché magari i 90 sono molto addestrati, possono avere anche la meglio sui 100, va bene. Ma se iniziano ad ammazzarsi fra di loro, si ammazzano e si riduce questo esercito, alla fine diventano un 2 contro 1. Secondo voi 2 contro 1 chi è che vince? Non è la stessa cosa di dire 100 contro 90. Quindi voi dovete fare la stessa cosa sulla scacchiera. Non dovete giocare contro i 100 contro 90, ma i 2 contro 1. Quindi riducete i pezzi al minimo, cambiate i pezzi. Cambiare i pezzi vuol dire alfiere per alfiere, trovare il modo di fare alfiere per cavallo, e riducete la scacchiera ai minimi termini. E voi vi ritroverete, dato che avete un +2, vi troverete con 3 pezzi contro 1. Voi questo che dovete arrivare a fare? Dovete giocare come i bulli. I bulli fanno 3 contro 1, 5 contro 1. Questo dovete fare. Per questo il vantaggio di materiale è fondamentale. Arriva cavallo E5, che ha lo scopo sia di iperdifendere quell'alfiere che di attaccare. Va bene?
Ok, cambio di pezzi, torre per torre. Quindi questa mi piace moltissimo. Cambio di pezzi. Ok, probabilmente avrei cambiato anche questo, chi se ne frega. Qui arriva l'attacco sul nostro cavalluccio, difesa del cavalluccio con possibilità di fare anche attacchi di scoperta della torre. Va bene, quel pedoncino secondo me ci interessa veramente poco. E qui credo che il nostro amico voglia andare diretto a promozione, rinunciando anche ad altri pedoni. Ok, e svanito il vantaggio di materiale, quei 2 pedoni di vantaggio che avevamo non esistono più e ora bisogna vedere che cosa fare. Credo che questo piano qui possa avere un suo futuro, però bisogna portare in gioco tutti i pezzi, tra cui anche la torre. Quindi ragazzi, quando dovete creare una manovra offensiva, portate in gioco tutti i pezzi, tutti i vostri pezzi. Qui arriva il cambio. Va bene, in genere nella gran parte dei casi è preferibile catturare col pedone H, ma in questo caso col pedone F direi che tutti i torti non ci sono. Qui arriva il cavallo che difende questa casa che in realtà però è controllata dalla regina, quindi si può spingere ancora. E qui cosa arriva? Arriva il re e quindi ora questa casa è ipercontrollata 3 volte dal nostro avversario. Bisogna cercare di creare un attacco. Vediamo che cosa fa il nostro amico. Ok, mette l'alfiere lì. Arriva uno scacco al re che si sposta. Attacco sull'alfiere che si deve spostare. Questo alfiere poverino è poco attivo. Arriva la torre e credo che questo pedone sia definitivamente perso, che era l'unica speranza del nero. Arriva un cavallo che tiene, ma in realtà non tiene perché ci sono 1, 2, 3 attaccanti sopra quel pedone. Arriva un quarto attaccante anche e ora quel pedone è caduto. E alla fine di questi cambi, se guardiamo qui sopra, ora il +1 c'era il bianco. Quindi eravamo a +2, abbiamo regalato un po' di pedoni perché credevamo di avere l'iniziativa, la partita ci si è rivoltata contro. Andiamo velocemente a vedere com'è finita. Un po' di scacchi, un po' di robe. La partita finisce con un finale dove il bianco ha 2 pedoni passati e con 2 pedoni passati secondo me c'è solo un tipo di finale, a meno che il bianco non faccia errori madornali. Ok, pedone passato anche per il nero. Ok, regina, niente, partita finisce qui. Vedrei una partita vinta invece dal nostro amico. Vediamo una partita giocata. Qui c'è contro un giocatore reale ma sono solo 12 mosse. Una partita vinta. Questa qui, una partita giornaliera. Però gioca contro un giocatore con molto meno elo rispetto a lui. Questa qua. 40 mosse da bianco. Vediamo come ha giocato contro un giocatore da 900 punti, quindi 300 punti in meno, ma a scacchi può succedere qualsiasi cosa. Avevano un giorno per fare una mossa, un giorno a testa, gambetto di donna, cavallo F3, H6 e adesso qui è il suo avversario che, come dicevamo all'inizio del video, che inizia a fare mossettine poco pratiche, poco utili, non va bene. A3, diciamo scambiando il favore, qui perché non giocare cavallo C3? Ovviamente per chi non è pratico di questa apertura la cattura D per C4 è sconsigliata poiché il nero perderebbe un fortissimo pedone sul centro per andare sicuramente in una zona semicentrale, ma per esperienza questo pedone qui il bianco è nella gran parte dei casi tranquillamente in grado di prenderlo. Semplicemente basta anche donna a 4 scacco e alla prossima mi riprendo il pedone. Donna in F6, altro errore, i pezzi pesanti, ossia la regina e le torri, devono uscire fuori in un secondo momento, mentre i pezzi chiamati leggeri devono uscire subito. Quindi far uscire subito un pezzo pesante è un errore. Cavallo C3, altra spintettina inutile, vedete come attorno ai 1000 punti in giù, mossettine inutili di pedoni laterali. E3, alfiere D7. Ora, noi sappiamo che allora, qui c'è un problema di natura posizionale. Allora, che cosa si fa in apertura? Bisogna sviluppare i pezzi ed arroccare. Bene.
Il nero, per sviluppare i pezzi a arroccare, deve togliere l'alfiere, quindi è il cavallo. Quindi, per esempio, è un casino, perché se fai alfiere di 6 e cavallo e7, il bianco addirittura gioca C5 e hai perso l'alfiere. Quindi per questo è il casino questa donna F6, perché normalmente il cavallo va qui, l'alfiere va in E7 o in D6 o dove cacchio vuoi tu, anche in B4, e poi arrocchi. In questo caso non è possibile. Con la mossa alfiere D7 mi viene in mente che il nero ha intenzione di arroccare lungo, perché ha già tolto la regina, ha già tolto l'alfiere, è pronto con cavallo C6 ed è pronto con arrocco lungo. Ma qui c'è un errore di natura posizionale, nel senso che se il bianco può aprire la colonna C quando vuole, ha senso che dopo l'arrocco il re nero si trovi sulla colonna C? Se il bianco può giocare in un paio di mosse alfiere di 2 torre C1, ha senso che il re nero si va a mettere già in faccia alla torre avversaria? Sì, è un attacco a raggi X, quello che vogliamo, ma non è un arrocco sicuro. L'arrocco sicuro, anche qui nella gran parte dei casi, è l'arrocco corto. Arriva la cattura, ora la colonna C è aperta, non so perché il... Ah, ok, il nero non ha ricatturato perché avrebbe perso un altro pedone, tra l'altro. Ok, più 1 di materiale per il bianco che si prende il centro ed è pronto a fare un attacco doppio. Attacco doppio preso. Anche qui, ovviamente, uno non è che mette... Sì, per carità, mettere un pedone sul centro è sempre importante, ma ricordiamoci quello che abbiamo detto prima. Dietro ogni mossa del nostro avversario c'è sempre un'idea, quindi E5 era l'idea. Il nero non ha visto questa idea e quindi perde clamorosamente un pezzo. Ora direi che la partita è totalmente in discesa. Cavallo all'esterno. Ora, prima di fare manovre strane, prima di rimuovere lo stesso pezzo, è necessario completare lo sviluppo. Ripeto, tutti sanno dell'importanza dello sviluppo, tutti sanno dell'importanza di arroccare, ma allora la mia domanda è: perché nessuno lo fa? Ragazzi, volete arrivare a 1500 punti? Seguite i principi. Seguite i principi. Qui sicuramente il bianco ha intravisto la casella B6 bellissima. Sicuramente il bianco ha intravisto la casella C5 bellissima. E sono d'accordo. Ma prima io devo arroccare, completare lo sviluppo e portare tutti i miei pezzi in gioco. Non mi sarebbe mai venuto in mente di andare a fare 2 o 3 mosse di fila col cavallo se prima non tolgo questo alfiere, se prima non arrocco, se prima non metto torre C1, perché anche la torre ha diritto di giocare. Tutti i pezzi devono giocare, ragazzi. Voi siete il generale di un esercito e tutti i vostri soldati devono giocare. Se voi giocate sempre con 2 o 3 soldati, quelli più esperti, quelli più bravi, e tutti gli altri hanno bisogno anche loro di fare esperienza. Cavallo in A4. Questo cavallo adesso viene mosso e toglie tutte le fantasie che aveva il nostro amico, quindi ora il bianco si ritrova con un cavallo a bordo scacchiera, totalmente inutile, che l'unica cosa che può fare è ritornare indietro in C3. Sviluppo dell'alfiere, arriva l'attacco del cavallo su questo alfiere, non so se me ne preoccuperei più di tanto, perché qui non lo posso mettere altrimenti la regina me lo prende, qui non lo posso mettere altrimenti il pedone me lo mette, metterlo in D2 forse ha senso metterlo in D2 per in futuro metterlo in B4. O se proprio ce ne vogliamo fregare, io arrocco e dopo che mi cattura l'alfiere, è vero che l'alfiere vale un pochettino di più rispetto al cavallo, ma mi unisco ai pedoni e quindi ritorno ad avere un centro forte, quindi questa è un'altra possibilità. Alfiere C1 che è tornato a casa, ma l'alfiere ci sta bene secondo me in D2 che andava qui e dopo un eventuale arrocco c'era la mega infilatona donna e torre. Esatto, questo è quello che sarebbe accaduto in caso di alfiere di 2, perché il nero ha proprio arroccato. H3, va bene H3, però avrei arroccato prima. Sacrificio, il nero tenta il tutto per tutto, ma non ci sono gli estremi per creare un attacco. Quali sono gli estremi per creare un attacco? Che ci vogliono 3 pezzi in attacco. Qui vedo un pezzo in attacco, la regina non lo definirei un pezzo in attacco e l'alfiere non lo definirei un pezzo in attacco. Se c'erano 3 pezzi in attacco, un attacco prende forma, prende vita, anche se voi magari non sapete già bene come andrà a finire, ma con 3-4 pezzi in attacco qualcosa esce fuori, ma con un solo pezzo in attacco, perché dico che la regina non è in attacco? Perché non fa nulla, l'alfiere anche non fa nulla. Quindi questo è un sacrificio credo gratis, pezzo gratis. Ora
ha voglia di portare quest'altro cavallo in attacco. È tardissimo. Qui cavallo, credo che l'idea sia quella di cambiarla con l'alfiere più che prendersi questo pedone. Cambio, ottimo, ottimo. Guardate che il bianco ora in vantaggio di più 5 di materiale, non resta altro che cambiare i pezzi, quindi o torre in E1 o addirittura anche magari regina in E2 per cercare di cambiare i pezzi. Arriva la torre, B3 forse per far spazio a questo alfiere che al momento non sa dove uscire, però attenzione che, ecco, questo è molto importante. C'è un passo indietro. La torre è stata messa qui per attaccare la donna si è esposta e allora adesso il bianco pensa a B3. Ma ci ricordiamo quello che ho detto prima, ogni mossa del nostro avversario, che sia anche una mossa di ritirata, ha sempre uno scopo. Quindi il nero ritira la regina qui perché punta con questo pedone che è vero che al momento è difeso dal cavallo, però bisogna sempre ricordarsi bene perché noi magari un giorno togliamo il cavallo, arriva donna di 4 scacco, quindi attenzione a queste mosse. Arriva la spinta del pedone in B3, forse altro avrei giocato, però pedone in B3 sbagliato non è. Qui arriva il cavallo che serve a supportare entrate di donna, vediamo se il bianco se ne rende conto, ottimo. Arriva C5, qui il nero cerca un po' il tutto per tutto e qui quello che vedo è un colpo tattico che si può sperare di fare. Riuscite a vedere questo colpo tattico? Dipende sempre come va la partita. Il colpo tattico è catturare questo pedone. Se il nero lo cattura con il pedone, arriva alfiere H7, scacco e alla prossima ci prendiamo la regina. Quindi i colpi tattici derivano dal 90% dei casi dai pezzi sospesi, ossia dei pezzi che sono lì sulla scacchiera non difesi da nessuno. Quindi a ogni pezzo sospeso del vostro avversario, e anche questo è un pezzo sospeso, corrispondono quasi sempre colpi tattici. In caso ovviamente di cattura col pedone e cattura con regina, scacco, è il caso magari di giocare alfiere 3, mi paro dallo scacco e sviluppo un altro pezzo. Invece A4, un'altra mossa un po' debole, probabilmente l'idea era di fare questa inchiodatura qui, però giocare semplice ripaga sempre. Qui arriva la cattura di questo pezzo e qui c'è sempre in realtà, no, non c'è la possibilità di giocare cavallo E5 e questa e poi questa scacco e prende la donna perché ci fa scacco prima lui, quindi non si può fare. Ah, ok, è arrivato questo giochino, è arrivato il bianco, è riuscito a fare il giochino. Ora qui la regina inizia a fare abbastanza paura. Dopo soprattutto cavallo F4 c'è sia minaccia di scacco matto in G2 ma sia minaccia anche di cavallo per H3. Quindi quando io vedo dei pezzi che iniziano a ronzare attorno al mio re, la prima cosa che faccio è quello di andare in difesa del mio re. Quindi probabilmente una delle prime cose che farei è alfiere F1, vado in difesa del mio re, oppure cercherei di portare la regina in difesa. Vediamo come si evolve questo. Ok, torre viene catturata, alfiere F1, bravissimo, alfiere F1 si va in difesa del re. Qui la torre cerca di supportare questo pedone. Ok, l'alfiere se n'è andato dalla difesa del re per prendersi un pedoncino inutile. Non sono d'accordo. Arriva a cavallo, come dicevamo, minaccia di scacco matto, ma minaccia anche di cavallo H3. Il cavallo non può essere catturato perché il pedone G2 è inchiodato. Arriva la difesa dal matto, ma c'è sempre cavallo H3. Che il nero non gioca. C'è sempre cavallo H3 scacco. Lo trova stavolta. E ora vediamo se c'è qualche tema di matto qui. Ah no, non c'è cavallo F2 scacco per fortuna. Ma non credo che non ci sia più nulla, a dire il vero, perché ora la seconda traversa è super controllata. Credo che non ci sia più nulla. Scacco per cambiare i pezzi. Ok, attenzione che ora la prima traversa non è più controllata. Io ho sempre paura a lasciare il re con la prima traversa non controllata. Arriva la spinta in G4, ok. Sì, qui il nero cerca di fare un po' di paura, addirittura anche la regina si toglie e adesso mi sa che perde, mi sa che si perde perché c'è scacco e forse anche quasi matto. Vediamo un po'. Ok, allora, io ho molta paura, forse c'era veramente qualcosa di scacco, vieni qui, c'era questo, c'era scacco e poi il bianco perdeva anche la regina, a parte che è matto, scusa, così è scacco matto. Il re non può andare qua e non può andare qua. Finish. Matto. Finita.
la partita poteva finire a favore del nero. Perché? Perché il bianco ha sottovalutato l'importanza della difesa del re. Due pezzi che ronzano attorno al nostro re, io non posso lasciarli, non posso togliere la regina, che è un ottimo difensore. Adesso tra l'altro la regina non difende neanche più la seconda traversa, grazie a questa interferenza. E se noi la allontaniamo non difende più neanche la prima traversa. La prima traversa l'abbiamo lasciata libera perché siamo andati su, e quindi qui sarebbe arrivato lo scacco matto. Scacco, unica e matto. Per fortuna il nero non lo vede, decide di prendersi un pedoncino, qui sacrificio un po' dell'ultimo momento. Ok, qui è abbandonato perché sarebbe arrivata questa. Ok, un po' di fortuna, un po' di sviste, eccetera, questo è quello che succede tra giocatori normali, quindi è normale che accadano queste cose, ma ragazzi, mi raccomando, iniziate a sviluppare i vostri pezzi, evitate mossettine laterali di pedoni, cose strane, cose che non servono, giocate solidi e mi raccomando, fate tanta esperienza, giocate i tornei anche a tempo lungo. Ricordo il torneo di Matto Scacco del 16 e 17 novembre a tempo lungo, totalmente online, chiunque può partecipare e sarà un'ottima esperienza. Ricordate l'importanza di conoscere le strutture pedonali e iniziate ad avvertire quella che io chiamo puzza di bruciato quando troppi pezzi dell'avversario iniziano a ronzare attorno al vostro re. Spero che questo episodio vi sia stato utile, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!